la prima puntata di È sempre domenica, questo splendido studio. Insomma, io sono un po' orfano del mio conduttore, co-conduttore, che è Cataldo Calabretta, ma dalle prossime puntate sarà con noi. E naturalmente qui abbiamo tantissimi ospiti perché vi accompagneremo in questa insomma, lunga domenica insieme qui dagli studi di Teleuropa Network, e ci sono già i primi ospiti che ci attendono e sono Linda Suriano e la nostra Miss Calabria Maria Francesca Guido. Benvenute. Ciao. Ciao, no, vi ho chiamato subito, no, perché mi sentivo un po' sola in studio. Ecco, caspita, Miss Calabria, benvenuta, ecco qua. Battesimo televisivo, no, qui a Teleuropa Network per la nostra Maria Francesca Guido, ma in realtà insomma una lunga avventura. Ci accomodiamo? Facciamo già il primo salotto, appunto. Dicevamo, questa trasmissione che parte proprio con questa prima puntata prodotta da Carly Fashion Agency, quindi dalla nostra Linda Suriano, che poi è anche agente regionale di Miss Calabria, Miss Italia Calabria. E insomma, come mai è nata questa idea di fare questa trasmissione? Guarda, perché a noi piacciono poi le sfide, quindi questa diciamo era un po' una sfida, era una cosa che poi ci è sempre piaciuta, perché tu sai che, lo sai benissimo, noi ogni anno abbiamo sempre fatto Aspettando Miss Italia, il programma comunque che sì, era... lo so perché l'ho condotto io. Ecco appunto. Che era un po' l'inizio di quello che poi era la stagione appunto di Miss Italia Calabria. E poi con appunto Cataldo, con te, con Carmele, insomma un po' anche con te, per racchiudere un po' tutti, abbiamo deciso di fare questa produzione. Ecco. Insomma, la sfida è nata insieme a Cataldo Calabretta. Sì, ecco, tra l'altro c'è una sorpresa, proprio primissima puntata, perché il nostro Cataldo ha intercettato Elisabetta Gregoraci e quindi adesso vediamo questo saluto della nostra Elisabetta, che poi sarà in studio da noi nelle prossime puntate. Domenica è sempre domenica. Ragazzi, in bocca al lupo per questa nuova avventura, per questo programma. Vi mando un bacio grande. La Calabria è sempre nel mio cuore. Io sono calabrese, sono nata lì, la mia famiglia è lì, le mie origini, il cibo, la famiglia, gli amici, quindi non vedo l'ora di tornarci e verrò per stare con voi. Un bacio grande, ciao! Tu che sei nata dove c'è sempre sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera. Su quello scoglio immaginato un fiore, e ti ricordi c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su dal cielo, ci hai trovato piano, sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano che ha posato su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno, era maggio e c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare, tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano, e stammi vicino e tienimi la mano.
band Stefano Battaglia che ci accompagnerà in queste puntate, insomma con queste musiche romanticissime, siamo partiti proprio con romanticismo. Grazie a Stefano Battaglia, tra l'altro loro sono in tour, vero? Puoi parlare Stefano? No, sei senza microfono. Parla un attimo allora, dai. Allora, Stefano Battaglia in tour, vero? In tour Italy con la cover ufficiale di Zucchero con Mario Schilirò, vero? Ecco, quindi poi ci farai sentire qualcosa di Zucchero perché sei... La faremo sicuramente. La farete, la Abbiamo farete. fatto il repertorio, Perché un pezzo... è un pezzo forte per voi. Va bene, ci sentiamo poi, insomma, ci riaccompagna un po' e ci fa da contrappunto durante queste interviste il nostro Stefano Battaglia. Allora, torniamo appunto alla nostra Linda Suriano, Carli Fashion Agency, agente regionale di Miss Italia Calabria, e la nostra Maria Francesca Guido che insomma ha dato il meglio di sé in questa, in questa finale sulla 7, è andata molto bene, poi abbiamo avuto questa lunga estate insomma insieme e poi bellissima questa bella avventura nazionale. Sì, beh, è stata un'esperienza bellissima e mi ha dato anche tanto. Ho potuto vedere da vicino come funziona il mondo dello spettacolo e è stata anche formativa per quello che riguarda comunque anche il ballo, perché io sono ballerina, quindi... abbiamo visto sì. che hanno apprezzato tutti il tuo momento. Senti, ma ci racconti un po' qualche dietro le quinte? È stata una bella faticaccia? Sì, una faticaccia perché i ritmi erano molto serrati, quindi comunque la sveglia era presto la mattina alle 6, andavo a dormire sempre molto tardi perché le prove in studio erano, continuavano fino a tardi, quindi sempre molto frenetica. E che pensavi, che il mondo dello spettacolo ti alzavi tardi? No, però comunque è stata una bella prova. Una bella prova. Sì, Senti, poi hai conquistato anche una fascia, sì, vero? Interflora. Interflora, una fascia nazionale, vero Linda? Questa è una bella soddisfazione. Sì. Capiamo che cosa significa, no? Guarda, è importante perché poi tu pensa che un titolo nazionale non era... In Calabria mancava da almeno una decina di anni, quindi comunque con Maria Francesca, che è la nostra Miss Calabria, abbiamo portato questo titolo nazionale, non è da poco. Poi lei si è classificata comunque nelle prime 12, ha un contratto col nazionale, sta facendo dei lavori anche con Interflora, insomma, quindi noi siamo veramente orgogliosi perché lei è una degna rappresentante della nostra terra, quindi io le auguro un grosso in bocca al lupo perché comunque è una ragazza che merita tanto. Beh, poi sei piaciuta tantissimo ai calabresi perché ti hanno fatto un sacco di tifo, vero? Sì. Sui social sei stata tantissimi seguitissima. messaggi, ancora prima che iniziasse la finale, quindi... Insomma, diciamo che adesso il percorso è iniziato grazie anche a questo contratto nazionale, ma tu cosa vuoi fare da grande? No, voglio proseguire nel mondo della danza, quindi perché ho studiato tanti anni, ho preso anche il diploma, però non mi dispiacerebbe un futuro magari nel mondo del cinema. Chi ti è piaciuto di più dei giurati quando sei stata lì sulla 7? Garco. Ah, come mai? Chissà perché. No, Garco mi è piaciuto molto, sì, è stato al di là di quello che si può vedere dall'esterno comunque una persona molto umile e disponibile, ma anche Manuela Arcuri. Ma anche Manuela Arcuri, che poi è un'attrice che a voi piace molto, tanto, perché ogni volta che facciamo, vero, le tappe di Miss Italia e chiediamo qual è l'attrice di riferimento, tantissime di voi Arcuri, vi piace insomma... Ci dava anche dei consigli, quindi... Ecco, quindi di cuore insomma. Sì. Allora Linda, noi continuiamo questa nostra trasmissione perché abbiamo tantissimi ospiti, tantissime rubriche e quindi diciamo che abbiamo voluto iniziare, partire con la nostra Miss Calabria che così ci ha portato anche un po' di fortuna, no? Ci porterà un po' di fortuna la nostra Maria Francesca, poi rimani con noi e a questo punto invece parliamo di un'altra rubrica, ci occupiamo di salute, di gambe sempre in forma e sentiamo il nostro Elia Diaco, medico angiologo, presidente regionale della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, che cosa ci racconta in questa rubrica. Oggi parleremo di prevenzione e in maniera particolare parleremo della prevenzione per quanto riguarda il sistema arterioso e l'aterosclerosi. Importante è tenere sotto controlli degli indicatori che sono fondamentali per la non formazione di placche a livello delle arterie. Questi sono il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia, l'ipertensione e il fumo. Questi 5 fattori di rischio sono fondamentali per non far formare le placche a livello del nostro sistema arterioso. Una prevenzione è importante sotto i 40 anni
ed è fondamentale fare una visita angiologica con un ecocolor Doppler dei tronchi sovraortici ed un ecocolor Doppler degli arti inferiori di tipo arterioso. Le stenosi possono essere di diversa natura, di natura lieve, di natura moderata o di natura serrata. Iniziano ad essere pericolose quando si ha una stenosi serrata a livello, ad esempio, dei tronchi sovraortici, delle carotidi, in maniera particolare della carotide interna, quando supera il 75%. Le altre tipi di stenosi, quelle lievi e quelle medie che variano dallo 0 al 70%, vanno tenute sotto controllo. Va valutata anche il tipo di placca e la natura della stessa. Quindi è fondamentale fare un esame accurato e valutare il tipo di placca che si forma all'interno della nostra arteria. Se questa placca ha dei margini irregolari e ha queste dimensioni, va solamente tenuta sotto controllo con dei controlli periodici a 3, 6 mesi e 1 anno, e tenendo sempre sott'occhio i valori che abbiamo detto prima e che ripetiamo per l'ennesima volta: colesterolo, trigliceridi, glicemia, ipertensione e fumo. Una placca che supera il 75% va valutata insieme col chirurgo vascolare, perché deve essere sottoposta a intervento chirurgico. E grazie al nostro angiologo, il dottor Diaco, adesso un altro ospite qui in studio con noi. Ho il piacere di chiamare Don Giacomo Tuoto. Buonasera, benvenuto. Benvenuto. Buonasera. Piacere, naturalmente ci fa piacere in questa prima puntata parlare con Don Giacomo Tuoto, che è vicario episcopale appunto per la pastorale sociale, la promozione umana e la cura della fragilità. Con lei, Don Giacomo, parliamo di povertà, un tema assolutamente importante, e proprio perché c'è stato poco tempo fa la giornata sulla povertà, che è un valore della Chiesa, però in una società come la nostra, ecco, bisogna parlare anche di ricchezza, perché è una società appunto ricca. La ricchezza appunto è un valore, e che tipo di valore è? Rispetto a questo argomento, la Chiesa nella sua tradizione bimillenaria ha sempre tenuto presente alcuni principi molto chiari. La ricchezza è un bene, la ricchezza onesta è sempre un bene, anche perché è il frutto dei beni della provvidenza. Ma c'è un altro principio: tutti gli uomini sono uguali e hanno il diritto di partecipare ai beni della terra. Sappiamo però che non sempre è così. Il terzo principio è che chi è più fortunato ed ha di più è chiamato, anche in ordine agli esiti della vita eterna, a condividere e a promuovere i poveri. Sappiamo che invece che tutti uguali, gli uomini hanno invece molte disparità e c'è molta discrepanza e molta ingiustizia, e quindi ciò crea per l'appunto la povertà. E quali sono le cause appunto della povertà? Ci sono diverse cause. La prima è dovuta ad una disparità di opportunità. Noi sappiamo che per esempio è diverso l'opportunità di un bambino povero che vive in una famiglia povera rispetto ad un bambino che vive in una famiglia ricca, ha opportunità diverse, così come anche i popoli. Alcuni popoli dell'Africa sottoalimentati, sottosviluppati, non pienamente alfabetizzati, hanno meno opportunità di popoli ricchi con un'alfabetizzazione maggiore. Ma la causa invece più drammatica è che invece molto spesso viene scelto il profitto e la ricchezza come un idolo, come un dio al quale sacrificare l'onestà, a volte sacrificare addirittura l'uomo stesso, che è considerato come una cosa, come merce. Quindi una visione del mondo, mi spieghi un po' questa visione del mondo? È proprio lì il punto che genera la povertà, è la visione del mondo e dell'uomo che è distorta. Se per esempio il principio supremo della moralità per l'essere umano è il profitto diventa come il Dio della propria esistenza. Se poi il profitto e il progresso economico da perseguire ad ogni costo diventa il criterio supremo della moralità di un popolo e per cui si fa poi ethos, modo di sentire, allora questo diventa praticamente come
un imperatore invisibile, no? Al quale tutti tributiamo gli onori e naturalmente sacrifichiamo tutto il resto, anche l'uomo. È una visione dell'uomo naturalmente molto materialista, Certo. nichilista, per cui l'uomo diventa merce e infatti oggi le notizie che ci vengono dal mondo non sono confortanti, cioè bambini mercificati, la donna mercificata, il lavoro mercificato, e quindi è una visione dell'uomo distorta. Perché Però dobbiamo essere propositivi. Ecco, io vorrei farle una domanda propositiva. Che cosa bisogna fare allora per ognuno deve riuscire a fare la sua risolvere? parte, la società civile, gli stati la loro, la Chiesa la sua parte e ognuno di noi la sua. Lo Stato prima di tutto deve promuovere il bene comune e la distribuzione dei beni, secondo il principio per l'appunto di bene comune e di equa distribuzione dei beni, attivando il principio di solidarietà per le fasce più deboli, perché alcuni che hanno appunto poche opportunità devono essere messi in grado di avere le stesse opportunità degli altri. E il principio anche di solidarietà, quello che conta è fare il bene, chiunque lo faccia bene, anche il privato, l'importante è che faccia bene il bene degli altri. Questo è lo Stato. La Chiesa invece ha come valore preminente l'evangelizzazione, cioè dire evangelizzare l'uomo, far sì che l'uomo scelga come criterio supremo della moralità non il profitto, non il bene, non il piacere, ma l'uomo in quanto tale con la sua dignità. La Chiesa poi deve dare anche l'esempio, come ci insegna Papa Francesco, adottando una prassi di povertà e di condivisione. Gli uomini, i singoli, ognuno di noi è chiamato anche a fare la sua parte. Come? Prima di tutto stimandosi. Ognuno è chiamato a stimarsi, cioè dire a vedere se stesso come un bene, come una persona. Molto spesso noi non abbiamo una stima di noi stessi, c'è un comandamento fondamentale nel Vangelo, che dice ama il prossimo come te stesso. Se uno non si stima, come fa a stimare l'altro? gli altri. Per il povero questo è rivoluzionario, perché il povero che si stima e anche sa vivere con dignità le contrarietà e le avversità, chiederà le cose che gli servono non come un piacere in modo servile, ma come un diritto. L'uomo è chiamato sempre a stare in piedi, secondo questa visione dell'uomo che è il bene primario dell'universo. A proposito di privati, vorrei chiudere questo momento perché c'è una bella iniziativa che parte proprio dai privati, che è il premio Agapanto 2017, il 12 dicembre al Teatro Rendano, sull'evoluzione e domiciliare ai pazienti affetti da patologie neuromuscolari e terminali, promossa dal gruppo appunto Citrigno e dalla Fondazione Mediolanum. Tra gli ospiti di questo workshop alle 17:30 il commissario alla sanità regionale Massimo Scura e poi la serata evento appunto di raccolta di fondi alle 20:30 con Biagio Izzo e Michele Affidato. Insomma, sono eventi e iniziative importanti che partono proprio dal privato. L'importante è che ci sia sempre al centro l'interesse per l'uomo e la promozione della dignità della persona. Ognuno di noi deve fare qualcosa. Allora, grazie al nostro Don Giacomo Toto per essere stato con noi in questa prima puntata, spero di riaverla poi ospite, chiacchiereremo anche su altri argomenti sicuramente importanti. Grazie ancora, noi adesso ci spostiamo perché abbiamo un'altra rubrica, cambiamo completamente discorso, parliamo di bellezza, di hairstylist. Noi abbiamo una nostra bellissima donna riccia che è la nostra Mena. Insomma, noi abbiamo già una lunga avventura con te, nata appunto con Aspettando Miss Italia, quindi abbiamo voluto riproporre questa rubrica dedicata appunto ai capelli. Poi noi abbiamo la nostra fascinosa Maria Francesca Guido, Miss Calabria, con questi splendidi capelli neri, insomma, calabrese doc. Calabrese doc, esatto. Cosa ci racconti, Mena? Allora, come tenerli così belli come quelli di Maria Francesca? Sì, quelli di Maria Francesca sono capelli sani, molto belli e luminosi, e ovviamente questo è dato da una cura costante, perché il capello è sottoposto a stress continuamente, non solo dagli agenti atmosferici, ma anche dai trattamenti che andiamo a fare sui capelli, quindi colori, schiariture, permanenti, insomma ognuno poi si spinge verso quello che gli piace, però queste cose purtroppo danneggiano il capello in maniera grave, quindi bisogna comunque studiare dei trattamenti e bisogna abbinare ai trattamenti dei prodotti che siano efficaci. Noi ve l'abbiamo già presentata la nostra sciuma in passato,
ve la riconfermiamo, non la confermiamo solo noi ma anche le nostre clienti che l'hanno provata, i professionisti che l'hanno adottata nei loro saloni, i nostri partner, perché vi dà la possibilità di ristrutturare completamente il capello, di fare in modo che sia così bello lucido e sano, perché quando è lucido ai nostri occhi ci accingiamo ad effettuare dei trattamenti su un capello così sano, ovviamente il risultato è quello che ci auspichiamo poi, Certo. perché altrimenti... Come si mette quindi? È facile? Sì, no? è facilissima, è sotto forma di mousse, quindi basta agitarla. Ma su capello asciutto? Su capello bagnato. Quindi non ci ho dopo lo capito shampoo. Non sono molto pratica con i capelli, quindi col capello Poi ognuno è versatile, hai capito? Sì, no, ma anche un po' sul ognuno... capello asciutto, io ogni tanto ce la metto, Sì, sbaglio? brava, no, pure io la vabbè. utilizzo su capelli asciutti. Perché io sono riccia in realtà, non sono Sì. liscia, quindi insomma la schiuma la uso. Sì. Allora, questa ovviamente è un ristrutturante sciuma e quindi la applichiamo su capelli bagnati, leggermente tamponati, l'applichiamo sulla lunghezza e sulle punte. Perché? Perché le lunghezze e le punte sono proprio quelle che necessitano più di essere idratate, di essere nutrite, perché il capello alla radice comunque è nuovo, Ok. quindi è giovane. Quindi punte E lunghezze. e lunghezze. Applichiamo le nostre noci di sciuma rispetto alla lunghezza del capello, spazzoliamo e passiamo all'asciugatura rispetto E a il come capello più ci piace. è in piega. È in piega. Va bene, grazie. Sì, la nostra è sano. Mena, Ci rivedremo nelle prossime puntate per Devi altri parlare dei consigli. capelli ricci però. Sicuramente mi preparerò, vedi, io sono... No, meglio di te non c'è Me la nessuno. riservo per... Te la riservi, va Sì. bene. Allora, parliamo ancora di bellezza. C'è un contributo che adesso presentiamo, che è quello appunto dedicato agli abiti da sposa, quindi poi magari ne parleremo anche di acconciature per, Sicuramente, per le spose. La nostra Liviana Mirarchi, che è un influencer, insomma ha un atelier bellissimo a San Giovanni in Fiore, darà dei consigli alle giovani spose. Questo è il primo consiglio che noi vi vogliamo lanciare. Poi lei insomma è rivolta un po' alle spose raffinate ed esigenti, e poi è una che scrive tantissimo sui social e sui blog, quindi se la volete contattare Liviana vi risponde. Vediamo questo contributo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Liviana Mirarchi e mi occupo da moda da sempre. Oggi vorrei parlarvi dell'evento con la E maiuscola, il matrimonio. Diciamo pure la verità, nel matrimonio l'unico elemento catalizzatore è l'abito da sposa. Ma come scegliere un abito da sposa? Pochi e fondamentali criteri fondamentali. Numero 1. L'abito da sposa deve star bene. Può apparire una banalità, ma io quello che ripeto sempre alle mie collaboratrici è che noi non dobbiamo vendere un bell'abito da sposa, noi dobbiamo fare una bella sposa, e spesso non è scontato, spesso non è l'abito bello che fa la sposa bella. Per farla bella dobbiamo enfatizzare i pregi e nascondere i difetti. Tutte le ragazze hanno un punto di forza, un bel décolleté, una bella pelle, una vita sottile, e l'abito da sposa deve sottolineare questo pregio della ragazza e nascondere quello che non va. Secondo criterio fondamentale, l'abito è giusto nel posto giusto, quindi importantissima la location, la data e l'ora dell'evento. La sposa di agosto al mare non è uguale della sposa di dicembre in alta montagna. La sposa dell'agriturismo è diversa da una sposa del castello. Il terzo criterio, spesso trascurato, dovete potervelo permettere. È un errore misurare abiti che sforano in modo esponenziale il vostro budget d'acquisto. Rischiate di innamorarvi di una cosa che non potrete mai comprarvi e rendere la vostra esperienza d'acquisto un incubo. Fatte vostre queste 3 semplici regole, adesso muovetevi per il vostro appuntamento. Come muovervi? Oggi le ragazze dispongono di uno strumento potentissimo che si chiama internet. Ma internet è il tutto e il contrario di tutto, e può essere un'arma a doppio taglio. Quindi io vi consiglio di non fare giri bulimici sul web, visualizzate i modelli che vi piacciono, ma non fate come quell'ipocondriaco che cerca i sintomi e se li sente tutto addosso. Internet non sostituisce un medico e allo stesso modo non sostituisce un'addetta alle vendite professionale che vi segue. Quindi scegliete una tele di fiducia, fissate il vostro appuntamento e godetevi la vostra esperienza d'acquisto.
Grazie alla nostra Liviana Mirar, che adesso un po' di pubblicità e poi torniamo sempre qui dagli studi di Teleeuropa Network a È sempre domenica. In collaborazione con Siamo rientrati in studio qui a È sempre domenica, un'altra ospite questo pomeriggio è qui con noi la giornalista Alessia Principe, benvenuta. Come stai? Bene. Sono contenta di averti qua perché parliamo di una cosa molto bella, insomma noi ci conosciamo da un sacco di tempo con Alessia, giornalista, insomma che si occupa di spettacolo, di cultura su testate, insomma calabresi da un sacco di tempo, però noi questo pomeriggio parliamo di un esordio come scrittrice, perché tu insomma hai pubblicato il tuo primo romanzo 3 volte, Sì. tra l'altro anche con un'operazione editoriale piuttosto particolare. Sì. Poi leggendo un po' la trama, perché il tuo libro ancora concretamente, adesso lo raccontiamo, non lo vediamo ancora, fisicamente, no? Fisicamente non sta c'è. per nascere. Sta per nascere, una cosa molto interessante da questo punto di vista. E, però hai raccontato una storia anche piuttosto interessante, piuttosto noir anche, no? Con dei risvolti noir, 3 volte. Allora partiamo dall'operazione editoriale e poi raccontiamo poi 3 volte cosa racconta. Sì, allora 5 anni fa ho iniziato a scrivere questo romanzo, però dopo 3 anni che avevo terminato non sono riuscita a trovare un editore, ho mandato a forse 50 case editrici ma non ho ricevuto nessun tipo di risposta, avevo quasi abbandonato le speranze. Quando ho trovato questo sito che pubblicizzava questa casa editrice milanese che si chiama Book a Book, che si occupa di crowdfunding. Ho fatto un po' di ricerche, volevo capire se si trattasse comunque di una casa editrice seria e lo è perché è stata anche nominata migliore startup credo nel 2015, ho letto recensioni sul Corriere della Sera, Sole 24 Ore, insomma loro adottano la formula del crowdfunding che è una cosa che si adotta per film, video, quindi progetti. in realtà è come se fosse una raccolta che parte dal basso per poter poi realizzare il prodotto, quindi pubblicarlo o addirittura fare un film, perché poi il crowdfunding si fa anche nel cinema. Anche. Ecco. Loro partono da un presupposto semplice, il mercato editoriale è molto complesso, scommettere su scrittori esordienti è una scommessa che poche case editrici si possono permettere, quindi loro dicono noi ti mettiamo a disposizione la nostra piattaforma, tu pubblicizzi il tuo progetto, se raccogli un certo numero di preordini, quindi noi capiamo che il libro funziona, il libro nascerà. Quindi... Però tu hai già superato il primo step, vero? In 2 mesi dei 6 concessi, in 2 mesi ho già raggiunto il goal della pubblicazione, quindi il libro adesso è in fase di editing professionale da parte degli editor di Book a Book e a gennaio finalmente lo vedrete. Adesso sto cercando di spingere fino al 7 gennaio che è il giorno della conclusione della campagna per raggiungere il secondo risultato, quindi avere un lancio pubblicitario a livello nazionale. Vediamo che cosa succede. Senti, il racconto parte da una vicenda appunto piuttosto drammatica che è la scomparsa di una bambina, da lì poi nasce un intreccio dove ci sono diversi personaggi che si incrociano perché tu hai costruito un intreccio piuttosto complesso, un po' all'americana, no? Ecco, tra l'altro con una prefazione di Criaco, no? L'autore di Anime Nere, che ho letto, ha scritto veramente delle cose molto belle sul tuo romanzo, lo ha definito straordinario, una scrittura che lo ha sorpreso, no? Perché tu hai un po' questo nell'orecchio, un po' la scrittura un po' all'americana. Sì, ho un background di scrittori sicuramente più americani che italiani, anche se gli italiani che ho letto insomma sono tra i miei preferiti, però mi piace questo stile un po' anche nei dialoghi, nella costruzione della storia, un po' a incastro, quindi sì, il libro ha una costruzione un po' complessa, infatti io devo ringraziare sicuramente la mia collega Maria Teresa D'Agostino che è una editor che ha scommesso su questo progetto forse a volte più di me, perché io ero molto scoraggiata, lei ha letto questo libro, ha detto dobbiamo assolutamente lavorarci perché è una storia che funziona e quindi insomma abbiamo cercato di mettere ordine anche in questa complessità dei personaggi perché ho costruito proprio un mondo in più livelli temporali
corali, quindi ci sono queste storie di persone che all'inizio si presentano al lettore, sembrano staccate l'una dall'altra, ma in realtà poi confluiscono verso un'unica strada. E tutto ruota intorno a questa sparizione di questa bambina, vero? Sì, sì, diciamo che la base narrativa è la sparizione di questa bambina di 2 anni, Giulia Guerra, che durante un pomeriggio di festa suo padre la perde di vista, la bambina scompare. Dopo 30 anni suo padre Giovanni, che non si era mai rassegnato a non sapere che fine avesse fatto sua figlia, decide di intraprendere un lungo viaggio per ritrovarla. Quindi questa è la base su cui poi ruotano le storie di altri personaggi. Che incontreranno lui, che si incroceranno. Che si incroceranno, e c'è anche appunto una sfumatura noir al romanzo, che è rappresentata da questa società oscura che muove un po' i destini delle persone. Poi senti, ma tu che hai scritto sempre di cinema da giornalista, in realtà ce l'hai un po' questo gusto per la sceneggiatura, un po', perché insomma durante la presentazione del tuo libro a Cosenza io ascoltavo chi l'aveva letto, perché io ancora non l'ho letto perché lo sto aspettando, diciamo, pubblicato, e mi diceva appunto che aveva questo taglio un po' da sceneggiatura cinematografica. Sì, chi l'ha letto, perché chi scrive qualcosa lo legge talmente tante volte che poi non lo vede più, quindi io ogni feedback che mi arriva dall'esterno lo accolgo con grande fame, perché voglio sapere. Chi l'ha letto ha detto che ha un taglio un po' cinematografico, c'è molta descrizione dei posti, dei personaggi, fin nei minimi dettagli, quindi mi hanno definito scrittura cinematografica, non so se è un magari un giorno diventa anche una sceneggiatura. Mi piacerebbe. Magari, sì, ecco, sì. Poi insomma Criaco ti ha portato... Sì, a Gioacchino, fortuna, speriamo. No? Gioacchino ha letto questo libro, io gli avevo chiesto di dargli un'occhiata, di leggerlo, perché mi sarebbe piaciuto che portasse la tua prefazione, e lui è stato veramente incredibile. Mi ha mandato la prefazione, l'ho letta con le lacrime agli occhi, perché è stato veramente commovente. Tutto ambientato in Sila, tra l'altro? No, non è ambientato in Sila, in realtà il luogo è immaginario, però l'unico luogo riconoscibile è la Sila. Mi chiamo Giovanni Guerra e sto cercando mia figlia Giulia. Sono passati molti anni da quel pomeriggio in montagna quando la vidi per l'ultima volta. Aveva 2 anni. Mi sono distratto, l'ho persa di vista e il bosco l'ha mangiata. Ma io non ci credo ai lupi cattivi. Credo invece che il destino a volte ti presenta un conto troppo alto solo per divertirsi un po'. Non c'è giustizia né logica. Semplicemente tocca a te pagare il giro per tutti. Sono trascorsi 30 anni. 30 anni della mia vita senza di lei. I sensi di colpa mi hanno sbranato la mente, ma non importa. Sono a brandelli, ma sono ancora vivo e voglio trovarla. Perché certe cose dentro sono più forti della sfortuna, della salute, della morte, dell'incertezza, che è la cosa peggiore di tutte. Voglio trovarla. Voglio trovare Giulia. E ti sento quando scendi le scale e corso senza guardare, e ti vedo tutto il giorno correndo fatica, ma non rido più e lontano se ne va tutta vita così, ed è stipo per noi. Aspetta che chiama
fa scuro e parla luna e tu riesti per sentire. Per te ogni cosa può parlare, ma ti restano parole per scorna che incontrare, ma passando qualche luna o te lo chiese ne va e spiega che chiama l'acqua si infonde e va, tanto l'aria si dà. Ma poi quando piova l'acqua si infonde e va, tanto l'aria si dà. E grazie alla nostra band, al nostro Stefano Battaglia, adesso un'altra rubrica, la inauguriamo anche in questa prima puntata dedicata al vino e c'è una nostra amica, la sommelier appunto Mariangela. Ciao, piacere, vieni Mariangela. Allora parliamo di buon vino perché insomma in questa domenica noi parliamo di cibo, insomma parleremo appunto di piatti della domenica, parleremo di piatti di carne in particolare, però naturalmente quando si associa un buon piatto di carne bisogna capire che vino bere, vino abbinare, ecco, assolutamente. Ecco. Allora, oggi andremo a degustare un Merlot. Sì. Tendenzialmente la prima cosa che ci viene in mente pensando al Merlot è che sia un collegamento diretto con la Francia, quindi è un vitigno internazionale, si pensa subito al taglio bordolese, quindi si considera sempre come prima idea che la regione, la nazione natale di questo vitigno sia la Francia. In realtà oggi degusteremo questo che nasce qui perché si adatta molto bene al territorio calabrese e lo andremo a degustare in Quindi purezza. è un vitigno, il Merlot, che possiamo anche coltivare, che si coltiva in Calabria, in particolare a Malvito, no? Proprio in queste zone della provincia di Cosenza. Esatto, proprio nella provincia di Cosenza. Allora, ti faccio, come ti dicevo, degustare questa bottiglia di Merlot vinificato in purezza, l'annata è 2016. Quindi è abbastanza recente. Cioè me lo fai assaggiare? Sì. Sì. Così poi mi accompagna, diciamo, con più allegria. Ti accompagna durante la trasmissione. Durante la trasmissione, con più ecco. allegria. Senti, ma il Merlot, quindi vogliamo capire un po' la qualità di questo allora, vino? Ovviamente è un vitigno a bacca nera, ha delle caratteristiche particolari perché viene usato, come ti dicevo prima, per il taglio bordolese insieme al suo compagno il Cabernet. Ovviamente però ci sono delle eccezioni, nel senso che viene tranquillamente vinificato, come in questo caso, in purezza. È un vitigno dal colore molto presente, insomma, nel bicchiere. Sei stata bravissima, guarda. Grazie. Io non ci sarei mai riuscita ad aprirlo mentre parlavi proprio. Allora, vediamo un po', quindi questo vino, dicevi il colore? Sì, allora il colore adesso lo guardiamo meglio nel bicchiere, comunque è sicuramente un rosso rubino. Sì. Come vedi ha una bella brillantezza perché comunque già ci riporta alla gioventù dell'uva, come ti dicevo è annata 2016. È un rosso rubino non particolarmente carico, è molto, molto bello, ha una bellissima luminosità nel bicchiere. Vediamo adesso cosa ci dice al naso. Quindi sì, esatto. Quindi la prima analisi che andiamo a fare è sicuramente quella del colore, poi lo avviciniamo al naso e vediamo quali segreti ci svela, insomma. E che cosa ci dice? Allora, diciamo che la prima cosa che ci arriva sono frutti rossi, quindi piccoli frutti rossi, un po' di sottobosco, quindi delle more, delle fragoline di bosco. Poi arriva subito un particolare speziato, quindi ci ricorda il pepe nero. Quindi... Sì, è molto speziato. E poi? Poi
ci ricorda sempre queste note, una leggera nota tostata. Hai ragione, è vero, ecco, adesso perché poi uno dovrebbe, no? Sì, dovrebbe farlo ovviamente rifletterci con un più po', calma, ecco. pensarci un po' e degustarlo insomma con E tranquillità. poi c'è l'assaggio? Poi c'è l'assaggio, assolutamente, quindi lo assaggiamo e vediamo in bocca Assaggiamo? che cosa ci dice. Sì, dai, Va bene, assaggiamo. dai, poi dopo questa intervista sarà più... In bocca, come vedi, ti abbraccia il palato, non è molto morbido, non è invadente, anche il tannino è molto morbido, quindi diciamo si presta bene a un buon piatto di carne. Un buon piatto di carne, di quelle insomma... Esatto, di quelle proprio della domenica. Della domenica, esatto. bello corposo, Esatto. ecco, come questo vino, esatto. che lo ricordiamo è un merlot che però si coltiva qui a Malvito, in viene Calabria. coltivato a Malvito. Grazie alla nostra Grazie a te. Mariangela, poi insomma nelle prossime puntate ci racconterai qualcosa. Grazie per avermi anche dato questa, perché io sono a stomaco vuoto, capito? Quindi Questa adesso carica di brio. Questa carica di brio con il vino. Allora grazie alla nostra Grazie a te. Mariangela appunto, poi torneremo insomma nelle prossime puntate a parlare con te di buon vino calabrese, perché noi insomma ci concentriamo su quello, però insomma i vitigni sono anche internazionali, ecco, Sì, ecco non ci sono solo vitigni autoctoni in Calabria. Allora, dal vino noi passiamo allo sport, perché insomma è domenica e noi non possiamo non parlare di sport, e quindi abbiamo un ospite questo pomeriggio, un campione di uno sport molto particolare, e quindi io do il benvenuto a Francesco Sesso, campione di fotografia subacquea. Che arriva di corsa, perché giustamente da campione... Benvenuto, ciao. Allora, siediti qua. Allora, tu sei campione italiano di fotografia subacquea. Sì, L'hai sì. appena vinta questa medaglia. Sì, lo scorso mese di settembre, fine settembre, appena... Beh, raccontaci un po' mi questa sembra. disciplina, perché insomma... Beh, la fotografia subacquea è una disciplina un po' particolare, non c'entra nulla con la pesca subacquea, non è niente di cruento, appunto si tratta di raccogliere immagini dei fondali, e le competizioni sono, diciamo, articolate in una appunto ricerca di soggetti da fotografare ovviamente al meglio Come funziona possibile. una gara appunto di fotografia subacquea? Una gara di fotografia subacquea ha uno svolgimento abbastanza, diciamo, complesso per certi versi, perché le gare si svolgono in determinati siti, quindi non si fotografa dove si vuole, e ci vengono assegnati dei temi fotografici da sviluppare, le foto, diciamo, dell'ambiente sottomarino, dei pesci, di organismi, diciamo, macro, quindi dei piccoli... Quindi stiamo vedendo un po' le immagini appunto della tua... Sì, queste sono delle spugne, per esempio, che proprio riprese negli scorsi campionati italiani di Otranto. Quindi abbiamo questi temi da sviluppare, e poi, diciamo, possiamo scattare un certo numero di fotografie, e poi solo 4 fotografie dobbiamo presentare alla giuria, che poi Quali andrà sono a state giudicarle. le fotografie che ti hanno fatto vincere questa bella medaglia d'oro? Beh, queste che state vedendo, quest'anno c'era un tema particolare nei campionati di Otranto, che era le spugne. Quelle che stiamo vedendo sono proprio delle spugne, la Xylella cannabina o spugna candelabro, che è peculiare dei fondali, diciamo, adriatici lì ad Otranto. E quindi uno dei temi era proprio questo tipo di spugna. Un'altra foto, un altro tema che ci richiedono è il pesce, e in questo caso un esemplare di Sarago, diciamo, fotografato sempre in quei fondali. Quindi hai dovuto studiare quei fondali prima di Assolutamente. partecipare? Perché... C'è un lavoro di preparazione prima, Ecco. di sopralluogo dei campi gara, poi ci vuole anche un po' di fortuna. Questo piccolo invertebrato l'ho trovato solo nei giorni di gara, in sopralluogo, durante le ricognizioni non l'avevo... quella è una... Quando si parla di sport c'è la preparazione, ma c'è anche un po' di fortuna. Certo, no, cioè, verso- soprattutto a mare, dove i riferimenti sono anche difficili, cioè, magari si trova una cosa in allenamento e poi non si riesce Senti, più a questa trovarla passione in ti è gara. nata naturalmente studiando i fondali invece calabresi. Assolutamente Ci racconti sì, un po' assolutamente invece sì. cosa troviamo Ho nel iniziato, nostro territorio? ho iniziato da piccolo ad andare sott'acqua all'isola di Cirella, quindi, diciamo, insomma, anche qui vicino. I fondali calabresi sono ricchissimi di vita, soprattutto nella zona dello stretto, diciamo, di Messina, quindi tutto il Regino, tutta la parte sia tirrenica che ionica, e sono un'ottima palestra per la fotografia subacquea, assolutamente. È un mare ancora abbastanza
vivo, abbastanza, non dico incontaminato, però insomma ancora in Senti, buona come salute. disciplina qui in Calabria insomma, è piuttosto attivo, insomma, oppure... C'è una buona scuola di fotografia in Ecco, Calabria e, più volte è capitato di avere, diciamo, soddisfazioni e risultati positivi, insomma, da parte di fotografi calabresi. Qui ora, oltre ad aver vinto 2 volte il titolo individuale, ho vinto anche una volta il titolo a squadre, quindi insieme a un altro fotografo calabrese, quindi comunque c'è una buona scuola in Calabria, ma d'altronde è anche abbastanza, come dire, diciamo naturale, visto tutti i chilometri di costa che abbiamo e la bellezza dei nostri mari. Senti, dei nostri per fondali. diventare un fotografo subacqueo, che cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto saper andare bene sott'acqua, perché partire sicuramente fotografare dalla sott'acqua, disciplina del sì, nuoto certo, e del... certo, dell'immersione, comunque Dell'immersione. fare una buona scuola diciamo, per una buona scuola di immersione, diventare bravi subacquei e poi avvicinarsi alla fotografia, perché ovviamente siamo in un elemento che non è il nostro e quindi chiaramente dobbiamo stare sempre con un occhio attenti alla sicurezza, alla condotta proprio, diciamo, dell'immersione e poi ovviamente anche alla fotografia. Se non si sta bene in acqua è anche poi difficile fotografare. Senti, qual è la fotografia che ti ha dato più soddisfazione? Beh, questa è una domanda abbastanza ricorrente, non c'è una foto di cui sia particolarmente innamorato. Certo, le foto che vincono un campionato italiano si ricordano con più Poi ti ha accolto piacere. tutta la città quando sei tornato con questa medaglia? Assolutamente sì, perché insomma è un risultato importante, ci sono fotografi che vengono da tutta Italia a fare i campionati italiani, insomma riuscire ad affermarsi non è mai Poi quando semplice. si raggiungono questi traguardi così importanti si apre anche un po', ecco, si dà la possibilità di fare promozione a una disciplina come questa che magari molti non conoscono, quindi magari ci si avvicina anche di più dopo. Sicuramente sì, perché è una disciplina poco conosciuta assolutamente, insomma, ma forse la cosa ancora più importante, oltre a rendere, diciamo, il giusto merito a questa disciplina, è secondo me il riuscire a trasmettere, a far arrivare, diciamo, a far vedere anche a chi non va sott'acqua quello che c'è di bello sott'acqua. Noi spesso siamo portati a trascurarlo, a maltrattare il mare e invece se vedessimo tutto quello che c'è di vivo e di bello sott'acqua forse staremmo più attenti nelle nostre condotte anche quotidiane. Beh, insomma, lo sport è una disciplina che aiuta anche appunto il rispetto della natura. Il rispetto della ecco. natura, assolutamente. Allora, siamo in chiusura, prossimi gare insomma, in cui sei impegnato, lo so che oramai la medaglia d'oro ce l'hai, però insomma non ci si fermiamo ferma mai, ecco. assolutamente. Ora ovviamente andiamo incontro alla stagione invernale, per cui l'attività è un po' più ridotta, però ci riniziano le gare di selezione per i prossimi campionati italiani, quindi ci sono comunque, siamo sempre in attività e poi il mare, consentimi di dirlo, è molto più bello d'inverno che d'estate, perché lo Quindi senti, tu consigli di lo farlo senti più tu, d'inverno. sì, lo senti Ok. più tu o sei maggiormente a contatto con questo stupendo elemento. Allora, intanto in bocca al lupo, complimenti per la medaglia d'oro, grazie a Francesco Sesso per essere stato con noi, per aver inaugurato questa rubrica di sport, perché noi insomma vogliamo parlare di sport alternativi. Il Certo, calcio, la domenica non è solo del di calcio se ne parla già abbastanza, ecco, diciamo, vai. questo l'ho deciso io e sono Vabbè, soddisfatta trovi di questo. d'accordo. Grazie a Francesco Sesso. Allora, Grazie a voi. noi a questo punto ci spostiamo perché c'è un'altra rubrica che invece è dedicata appunto alla bellezza e quindi ci spostiamo velocemente. La nostra ospite è Paola Ambrogio, benvenuta. Ecco qua, la nostra Maria Francesca, io attraverso lo studio, la nostra Maria Francesca Guido oggi sei con noi a fare appunto la modella, giustamente. La nostra Paola Ambrogio si occupa appunto di dermopigmentazione. Di cosa si tratta? Se ne parla tantissimo, tantissime donne oramai hanno deciso di fare la dermopigmentazione. Spiegaci che cos'è. Perfetto, allora la dermopigmentazione non è altro che un tatuaggio, cioè pigmento inserito in pelle. Ovviamente si utilizzano delle tecniche differenti dal tatuaggio e dei pigmenti differenti, così come le attrezzature. In questo momento la tecnica più usata è il microblading. Che cos'è il microblading? Non è altro che una tecnica manuale che viene fatta con un manipolo sul quale vengono inserite delle lame e il tutto viene fatto manualmente, mentre molti anni fa si faceva soltanto il trucco permanente fatto con un dermografo. Quindi si fa sulle sopracciglia in particolare, Si fa sulle sopracciglia. La nostra Maria Francesca non ne ha bisogno perché c'è una bella sopracciglia folta, bella esatto, disegnata, esatto. però in realtà per avere
una sopracciglia come quella di Maria Esatto. Francesca? Per avere una sopracciglia così bella basta fare una tecnica a pelo con una sfumatura. Sostanzialmente è un disegno in 3D. Ad occhio nudo non si vede che è un tatuaggio, quando il lavoro è fatto bene da un ottimo operatore, appunto è un lavoro assolutamente invisibile. Il trucco c'è ma non si vede. Però Questo è lo bisogna scopo. stare attenti e affidarsi a persone Assolutamente preparate. sì. Ecco, raccontaci un Esatto. po' tu, insomma, Allora, i come ti sei preparata per dermopigmentisti- fare questa... Allora, io sono 10 anni che faccio questo lavoro ormai. I dermopigmentisti prima si devono abilitare come tatuatori, è trucco permanente, questa è proprio la dicitura che c'è sull'attestato, che non è altro che un corso di 90 ore regionale. Dopodiché si fanno i vari corsi di specializzazione, ci sono diversi protocolli, da quello estetico a quello paramedicale, tant'è che il trucco permanente appunto ha diversi aspetti, si occupa anche di ricostruzione delle areole mammarie nei casi di mastectomie, coperture di cicatrici, vitiligini, microvarici e anche di tricopigmentazione. Quindi anche nell'aspetto clinico si utilizza? Assolutamente, infatti lavoro spesso con dei chirurghi estetici proprio per concludere il lavoro che fanno loro. Come mai è scoppiata questa moda tutta a un tratto? Perché il trucco permanente, ripeto, c'è ma non si vede, poi la donna si alza al mattino e è già pronta. I tempi di oggi sono sempre più frenetici, quindi si ha sempre meno tempo di dedicarsi alla propria persona, quindi si cerca sempre quel qualcosa che ci fa più belle e in ordine senza dover spendere Però troppo c'è tempo. il rovescio della medaglia in questo, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti intanto alle attrezzature e ai prodotti che si utilizzano, quindi è fondamentale rivolgersi sempre a degli operatori qualificati. Questa è la prima cosa che una cliente andando in un centro specializzato deve chiedere. Poi ovviamente ci sono diverse situazioni, o meglio, non tutte le clienti possono essere trattate, per esempio bisogna stare attenti in casi di dermatiti piuttosto che di malattie della pelle, quindi è fondamentale fare una sorta di anamnesi prima di andare a fare il trattamento. Allora Paola, poi con te ne parleremo nelle prossime Senz'altro, molto puntate, piacere. cercheremo anche di capire le nuove tendenze, ma soprattutto qual è la tua regola? La mia regola è assolutamente naturalezza, parola d'ordine, naturalezza. Quindi sì, la moda, ma fino a un certo punto, Esatto, perché poi le sì. mode passano. L'esasperazione Ecco. non è mai bella, ecco, io dico sempre così. Va bene, grazie Paola Ambrogio. Allora, a questo punto ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità e poi torniamo con È sempre domenica. In collaborazione con Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase thrills. Feels with me. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo, le dissi non è niente ma mentivo, piangevo, piangevo, per te si è fatto tardi e già notte, non mi tenere lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così, che colpa ne ho? Se il cuore è uno zingaro e fa, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, oh yeah, e si fermerà. E siamo all'angolo dedicato ai buoni piatti, alle ricette con grandi chef del nostro territorio. Iniziamo con il primo ospite di questa rubrica, insomma noi debuttiamo con Antonio Biafora da San Giovanni in Fiore, benvenuto nella nostra trasmissione. Beh, il piatto della domenica è importante, però noi lo volevamo da uno chef, no? Ecco, volevamo appunto iniziare con un giovanissimo, perché tu insomma appena 30 anni, 32 Sì. anni, però con dietro una lunga storia, perché a San Giovanni in Fiore il vostro ristorante
è aperto da pochissimo, da giusto 42 anni, insomma, Esatto. quindi hai dietro una tradizione lunghissima, però insomma cercando anche di avere uno sguardo verso il futuro, perché poi nel mondo della cucina, dell'alta cucina, si lavora così, no? Sì, la nostra è la terza generazione, la struttura è nata con mio nonno, seguita con papà, adesso siamo io e mio fratello che abbiamo preso un po' in mano le redini di questa attività. Sia io che lui stiamo facendo molte esperienze anche fuori dalla nostra struttura e fuori dalla nostra terra, ma sempre con la voglia di ritornare e di tornare più ricchi di esperienze e quindi portare una crescita al nostro territorio e alla nostra azienda. Senti, tu sei già pluripremiato, insomma sei inserito nelle grandi riviste specializzate, Gambero Rosso, l'Espresso, quindi insomma porti la Calabria, naturalmente anche la cucina calabrese, però naturalmente con quel tocco di alta, no? Alta cucina. Sì. Ecco, raccontami un po' come la rileggi, no? Un po' la tradizione, se la rileggi la tradizione. Sì, assolutamente. Allora, forse più che rileggere tradizione stiamo cercando di fare un lavoro sulla materia prima, un lavoro sui nostri prodotti di base. La cosa difficile qua è creare una lista di amici, ecco, che per amici intendo dei fornitori che ci stanno vicini e che ci hanno sempre una materia prima eccellente. Questo non è semplice, per quanto siamo una regione devocata tantissimo all'agricoltura, tantissimo alla pastorizia in generale, però difficilmente si sono dei collaboratori. Dovete creare una rete, cioè l'impegno è quello di creare Sì, una rete. creare questa fornitori. filiera che ci dà una mano a crescere, e quindi sto facendo proprio su di loro e sulla materia prima. E poi da là andiamo a creare i nostri piatti. Senti, che sono della tradizione, a noi no? ci hai portato un piatto che naturalmente lo fanno le nostre nonne, no? Sì. Agnello e peperoni, però tu l'hai naturalmente riletto, adesso vedremo un po' le immagini, perché l'abbiamo voluto, te l'abbiamo voluto far preparare a casa tua, Sì. nel tuo ristorante, no? E come lo hai, diciamo, rivisto questo piatto tipico della Allora- domenica? Perché a me per esempio l'agnello mi piace da morire, io la domenica lo mangio spesso. Allora, nasce un po' Ecco qua, vediamo le nasce da questa idea proprio di questo piatto tipico che è l'agnello con i peperoni. Sono partito da un carré di agnello locale che lo andiamo a servire completamente crudo, quindi è marinato semplicemente con un olio extravergine d'oliva e delle erbette del nostro... Ah, quindi la carne è come se fosse una tartare. Esatto, una ecco, tartare di agnello. d'agnello. Vedi come sono specializzata pure io. Poi? La particolarità è che abbiamo utilizzato anziché il peperone fresco, perché in questo periodo noi siamo molto attenti alla stagionalità, in questo periodo non c'è più, abbiamo utilizzato un peperone crusco, quindi un peperone ecco, disidratato. quello è di tradizione, no? Anche Perché quello fa parte della ce tradizione. l'abbiamo solamente noi. Sì, noi nel sud Italia, quindi tra la Basilicata e la Calabria. Sembra un po' una patatina fritta, no? Quando te lo Esatto, mangi. è stato prima fritto e poi successivamente viene creata questa salsa andando a reidratare nell'acqua e infatti quello stiamo friggendo, viene reidratato e diventa la salsa del piatto. Andiamo a combinare tutto il piatto, diciamo, con un gioco di temperature, creando quella che è una sciurubetta. Ah, ecco, vedi, altra tradizione. Esatto, l'abbiamo creato questa sciurubetta, ovviamente non essendoci la neve, con acqua e glucosio, e l'abbiamo aromatizzata con una marmellata di clementine che fa parte anche questa della nostra Insomma, di tradizione. agnello al forno della nonna non c'è rimasto niente. No, però praticamente è una no, cosa però ci piaceva andare ecco. dare più sapore a questo, più che più sapore, dare una nuova veste a questo agnello e cercare di stressare il meno possibile con una cottura. Senti, tu hai viaggiato tanto e infatti mi dicevi che il Giappone ti è rimasto dentro. Sì, in la particolare. mia ultima esperienza è stata in Giappone, questo mi ha segnato tanto come concetto di rispetto delle persone, rispetto della materia prima soprattutto. Ecco, poi in Giappone c'è un po' Una metodicità. Ecco, nel tagliare, ho Sì, visto che tu anche. nella carne fai questo, hai Anche, questa, vero? anche, Hai sì, un c'è po' proprio questa preso. cultura sul coltello, sul taglio che mi sono portato dentro. Senti, prossimi progetti, perché tu sei presidente del Cooking Soon, di sì. giovani appunto chef calabresi. Il prossimo progetto è quello di ridurre finalmente questo gap di 20-30 anni che ci separa dalle altre regioni, portando una ventata di aria nuova, una ventata di consapevolezza dei nostri mezzi. Grazie ad Antonio Biafora, noi ti avremo nella prossima puntata anche, quindi ci racconterai qualcos'altro. E a questo punto sentiamo invece Cataldo Calabretta, il mio cat, dove è andato in giro e chi ha incontrato. Vediamolo in questo contributo. Con grande piacere oggi è nostro ospite il celebre avvocato Gianetto Regassani, che dal 2007 presiede l'AMI. Ma che cos'è l'AMI?
È l'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, un'associazione forense radicata su tutto il territorio che si occupa di diritto di famiglia e diritti delle persone. Avvocato ma anche scrittore, da tanto tempo ti sei cimentato in questa pratica e oggi raccogli successi. C'eravamo tanto armati chiude la trilogia dopo aver scritto I Perplessi Sposi e Vi dichiaro divorziati. Di che cosa parla C'eravamo tanto armati? Beh, parlo di tutte le sfumature della violenza in famiglia, tra marito e moglie, tra figli e genitori, la violenza in un sistema che non risponde alle domande di giustizia, la violenza delle sottrazioni minori e soprattutto delle leggi che non ci sono. Perché nel tuo libro parli anche di una violenza indiretta, ovvero quella legata ai tempi lunghi della giustizia italiana? Perché penso che la mala giustizia sia sicuramente una violenza indiretta, ma la più grave, la più insopportabile, perché le vittime non sono soltanto vittime dell'orco di casa, ma anche del sistema che non funziona. Senti, ma nel tuo libro dedichi un capitolo alla scuola. Secondo te oggi la scuola come dovrebbe essere? La scuola è la seconda famiglia di tutti e dovrebbe essere rispettata soprattutto, perché è vero che bisogna migliorare il sistema scuola, ma altrettanto vero che bisogna migliorare il canale di comunicazione tra la famiglia e la scuola. Spesso gli insegnanti sono additati come responsabili di cose che non hanno commesso e il bullismo indubbiamente dipende proprio da questo contrasto tra famiglia e scuola. Io difendo la scuola perché se vogliamo combattere il bullismo dobbiamo soprattutto salvaguardare la dignità degli insegnanti. Nei tuoi libri rivendichi il ruolo sociale dell'avvocato matrimonialista. Che cosa significa? Beh, insomma, l'avvocato matrimonialista, ma insomma come un po' tutti gli avvocati, hanno determinato il cambiamento culturale di questo paese. Negli ultimi 5-6 anni è stata l'avvocatura con i propri congressi, con i propri convegni, in qualche modo a sollecitare il legislatore a cambiare in corsa tante leggi, lo stalking, la legge dopo di noi, la legge sulle unioni civili, nascono sempre da grandi impulsi dell'avvocatura. È sempre stata l'avvocatura la promotrice delle grandi rivoluzioni culturali. Ecco appunto, parlando di queste leggi, di questi interventi legislativi, quanto è cambiato il diritto di famiglia tra le pagine dei tuoi libri? Beh, è cambiato molto perché dai Perplessi Sposi che ho scritto nel 2011 ad oggi cambiano tantissimo. Per esempio all'epoca ancora c'era la differenza odiosa tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, ancora non c'era il divorzio breve, ancora non c'erano le unioni civili, ancora non c'era la legge dopo di noi e così altre norme che sono state in qualche modo modificate nei vari codici. Quindi evidentemente nell'ultimo lustro vi è stata una grande rivoluzione e siamo usciti dal Medioevo. L'Italia è sempre stato un po' il fanalino di coda in Europa, mancano i patti prematrimoniali. Che differenze ci sono tra nord e sud? Ci si sposa di più al nord, ci si sposa di più al sud, si divorzia di più al nord, si divorzia di più al sud? Cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Ma c'è una differenza abissale, anche in questo l'Italia si divide in due parti nette, perché nel sud esiste ancora il concetto di matrimonio. I matrimoni sono ancora un buon numero, soprattutto in Campania e in Sicilia, dove il matrimonio è un po' l'obiettivo dell'uomo, della donna, dei familiari, di tutti. Non a caso poi le spese che vengono affrontate nel sud per banchetti, viaggi di nozze non sono certamente affrontate nel nord. Nel nord stanno aumentando le convivenze, per cui ormai c'è stato il sorpasso. Negli ultimi 5 anni sono più le coppie che hanno formato una famiglia di fatto, non sposata, ma che comunque ha una visione della vita molto simile a quella del matrimonio, e però devo dire che nel nord ci sono 400 separazioni ogni 1000 matrimoni, nel sud 180, e anche da questo punto di vista c'è un abisso di differenza. Nel sud si cerca di mantenere unita la famiglia anche quando le cose vanno male. Nel nord diciamo il numero dell'avvocato è sempre sotto mano. Quindi fa sempre comodo averlo sotto mano l'avvocato? Beh sì, soprattutto se è un avvocato bravo, però specialista, e che sia soprattutto un genitore, perché io quello che dico sempre, bisogna essere soprattutto genitori, perché quando si entra in certi campi minati e si considerano i bambini come un bottino di guerra da sottrarre all'altro, quando il bambino diventa un'arma di ricatto e di rivendicazione, beh, l'avvocato deve rifiutarsi, cioè l'avvocato ha un codice etico che deve rispettare, quindi sì, gli avvocati devono intervenire, ma devono saper fare. Hai assistito anche tante celebrità nel corso della tua carriera, ma che differenza c'è nell'assistere una persona comune, una persona normale e un personaggio famoso?
Ma all'inizio c'è sempre un po' quell'imbarazzo reciproco, soprattutto se si tratta di personaggi veramente famosi, però poi dopo mezz'ora quella persona diventa un cliente e ti dimentichi che è un politico, un calciatore, è un attore, eccetera, eccetera, e comincia il rapporto fiduciario avvocato-cliente, comincia a dare i consigli, comincia a creare una strategia, e devo dire che ho visto tanti uomini e donne che nell'immaginario collettivo sono rispettati e temuti, che quando entrano nel mio studio tremano. Ci racconti un aneddoto particolare legato ad una difesa di questo tipo? Per esempio una volta un noto personaggio, anzi una nota attrice, mi chiese di effettuare delle investigazioni nei confronti del marito e si scoprì che il marito aveva una relazione con la sua migliore amica. Quindi per me fu molto difficile poi accoglierla nello studio e raccontarle la verità, tant'è vero che lei a un certo punto svenne, quando venne a vedere che la sua migliore amica, con la quale aveva condiviso tutto per anni e alla quale aveva confidato anche le proprie difficoltà matrimoniali, era proprio la donna che era l'amante del marito. Sono cose che purtroppo non succedono solo tra gli attori, i cantanti o altri, è un fatto piuttosto frequente. Senti, invece tu cosa consiglieresti oggi, la convivenza o il matrimonio? Ma io penso che l'amore non dipenda dal matrimonio o dalla convivenza. L'amore è l'amore, l'amore non può essere ingabbiato da documenti, da contratti e altro, però indubbiamente dal punto di vista delle garanzie il matrimonio è tutt'altra cosa, perché il matrimonio innanzitutto è un impegno verso lo Stato, oltre che verso se stessi, dopodiché nel matrimonio esistono ancora gli assegni di mantenimento per il coniuge che ne ha diritto, esiste il trattamento di fine rapporto, esistono i diritti successori, cosa che non esiste ovviamente nelle convivenze, quindi sul piano delle garanzie sicuramente il matrimonio, ma l'amore indubbiamente viene prima di tanti altri discorsi. Però se dovessi dare un consiglio a mio figlio o a mia figlia o a persone amiche, direi il matrimonio sicuramente. Quali sono oggi le maggiori cause di separazioni e ovviamente di divorzio? Sicuramente le infedeltà coniugali. Oggi le coppie non sono più fedeli come una volta, anzi diciamo che ormai uomini e donne si tradiscono quasi alla pari, e i social network rappresentano la infedeltà tecnologicamente assistita. Praticamente non sono soltanto un punto di incontro, ma sono un punto di appuntamento, e spesso il rapporto virtuale diventa reale, e noi avvocati lo sappiamo molto bene. Diciamo che nel 60% dei casi i matrimoni finiscono perché l'altro tradisce, o addirittura si tradiscono entrambi. Ci sono state cause in cui siamo arrivati in giudizio e ognuno aveva l'investigazione contro l'altro e si è scoperto di tutto di più. Anche perché oggi sono proprio prove che si producono poi in tribunale, no? Si producono addirittura alle chat, si producono le fotografie che incautamente si mettono in rete, e devo dire appunto che ormai anche l'addebito della separazione da infedeltà è abbastanza raro. È come se l'infedeltà fosse stata in qualche modo sdoganata nella nostra società. Quindi un'udienza oggi di fronte ad un giudice ha comunque delle caratteristiche di comicità. Sì, diciamo di sì, anche se prima l'infedeltà, parlo di appena 10 anni fa, era vista in maniera molto severa. No, dico, rappresentare poi tutto sul questo... piatto diventa quasi una mancanza di rispetto anche per la privacy, però d'altronde è inevitabile. Quando sfogliate quelle fotografie, fotogrammi quando escono all'albergo o si abbracciano in macchina, o le chat che sono state carpite dall'altro, spesso il cellulare parla anche quando è spento. E devo dire che le donne sono molto più furbe degli uomini, perché gli uomini sono molto banali, tornano a casa già come chiudono la porta sono riconosciuti dalle mogli. Noi per poter scoprire le infedeltà femminili invece abbiamo bisogno di grandi investigatori. Quindi le donne sono sempre più astute. Assolutamente sì, tradiscono quanto gli uomini ma lo sanno fare bene. Grazie Avvocato Cassani, consigliamo a tutti di leggere il tuo ultimo libro, sì, che C'eravamo molto tanto bene. armati. Sì, Tra l'altro c'è una curiosità, i diritti del libro verranno ceduti a chi? Ai librai, e tra l'altro voglio dire che questo libro è anche ebook ed è stato già ristampato. Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie Cataldo. Allora adesso siamo rientrati in studio, c'è un'altra ospite, Chiara Penna, avvocato penalista e criminologa. Benvenuta. Ciao, benvenuta a questa prima puntata. Insomma, noi
in questo angolo ci ritagliamo un po' di tempo per parlare di cronaca, di attualità, grazie a Chiara Penna che è un avvocato penalista, criminologa, tra l'altro ospite anche molto spesso della Vita in Diretta, quindi insomma ci fa piacere che una nostra insomma, esponente, avvocato penalista di Cosenza sia insomma, davanti alle telecamere nazionali e poi insomma ci dà la possibilità anche in questa nostra trasmissione di essere qui con noi e di chiacchierare un po' su temi delicati. Noi apriamo questa prima puntata parlando di un fenomeno che oramai conosciamo tutti, un fenomeno drammatico che è quello dello stalking. C'è una vicenda di cronaca recente che insomma, ha aperto un dibattito piuttosto interessante, che è quello su un caso che il Tribunale di Torino ha sentenziato appunto in un'accusa di stalking 1.500 euro di multa appunto per risarcire una vittima appunto di questo fenomeno. E questo in base alla riforma Orlando che proprio prevede questo. Sì, non prevedeva nello specifico questo in riferimento al reato di atti persecutori, sostanzialmente la riforma Orlando prevedeva la possibilità di introdurre per quei reati perseguibili a querela di parte con querela rimettibile la possibilità di estinguere il reato di fronte alla dimostrazione di una condotta riparatoria. E quindi il reato di atti persecutori rientrava in tutti questi questo ha aperto però un dibattito assolutamente acceso, è stato già posto rimedio, ecco, sì. posto rimedio perché in realtà questa giustizia riparativa su questo tipo di reati sembra veramente... C'è stato l'ok da parte del Senato, adesso si attende la Camera per appunto escludere il reato di atti persecutori dal novero di questi. Si è parlato addirittura di una reati. Svista, no? Sì, però in realtà non è stato un errore, così, non è stato considerato forse in maniera specifica tutto il quadro normativo previsto dal codice penale. Sembrava quasi che si fosse tornati indietro su un grande traguardo che era stato quello del 2009 quando è stato inserito il reato di stalking. Sì, è un reato molto particolare perché chiaramente poi nel corso del tempo poi la giurisprudenza ha consentito di individuare in maniera specifica quelle che sono le condotte rilevanti da questo punto di vista, che sono tutte quelle azioni che sostanzialmente limitano la libertà psicologica del soggetto che li subisce. Ovviamente mi piace sempre specificare che non sono soltanto le donne a subire questo tipo di azioni, perché ovviamente il nostro codice non è improntato in un'ottica di genere, ma ovviamente in maniera neutra. E quindi molto spesso sono anche gli uomini vittime di questi atti. C'è una differenza nell'atteggiamento di una donna che, o di un uomo? Ecco, c'è una differenza in questo? Nel tipo di azione non tanto, poi l'uomo purtroppo tende in qualche modo a diventare violento fisicamente. Appare come un reato per così dire sentinella rispetto ad altri tipi di atteggiamenti, ma quello che cambia spesso è il soggetto nei confronti del quale si rivolge l'attenzione della donna o dell'uomo. Nello specifico solitamente questo tipo di condotte si verificano tra ex partner o conoscenti ma legati da un qualche rapporto di natura sentimentale o affettiva. Ora, mentre l'uomo rivolge la propria attenzione morbosa nei confronti della donna, spesso la donna rivolge l'attenzione morbosa nei confronti per esempio della nuova fidanzata o della nuova compagna. Ecco, il soggetto non è l'ex compagno ma la nuova compagna. Questo può variare, però poi l'azione è sempre quella, perché la tipologia di reato si verifica quando si arriva a tormentare la persona costringendola anche a cambiare le proprie abitudini. È lì che si può verificare il reato di atti persecutori. Assolutamente, no? Tra l'altro io leggevo che per quanto riguarda le donne, ecco, gli uomini non so se c'è già una casistica, se si parla di un numero oscuro molto alto. Un numero oscuro perché è difficile che denunci. Ma sì. Perché secondo te non Ma un po' perché l'uomo, no, non vergogna no, però l'uomo magari tende a, ma in generale qualsiasi
tipo di reato che incide in questo modo nella vita personale dell'uomo tende ad essere nascosto, mentre la donna più facilmente arriva a denunciare. Perché Però ci insomma i sono dati dell'Istat diversi casi. ecco, dicono che sono ben 3 milioni di donne che in Italia Che hanno denunciano. almeno una volta Poi bisogna vedere quali di questi casi arrivano effettivamente a dibattimento e quante condanne ci sono. Quante condanne ci Sì, sono, sì. ecco. Però in realtà tante volte basta anche un ammonimento, sì, Sì, questo è un po' ci si il può consiglio, rivolgere, sì, vero? ci si può rivolgere al questore, che può ammonire nel senso di intimare il soggetto che viene individuato a desistere dal detenere quel determinato tipo di condotte. Ora, per alcuni soggetti può effettivamente fungere da deterrente, per altri purtroppo questo tipo di ammonimento a volte fomenta ancora di più l'azione. È difficile sia prevenire sia agire da un punto di vista proprio concreto. Non è vero che non c'è attenzione verso questo tipo di fenomeni, anzi se ne parla sempre, se ne parla continuamente. Certo. Il problema è concreto, cioè agire in via preventiva. Non Siamo in chiusura, però questa cosa te la voglio chiedere. Per il reato di violenza sessuale non c'è la revoca della denuncia, per invece il reato di stalking Per sì. il reato di Perché? atti persecutori, perché è una tipologia di reato differente, chiaramente viene vista nell'ottica del sistema penalistico, è chiaramente meno grave, si lascia alla persona che subisce questa azione la possibilità di rimettere la querela in fase processuale. Mentre per il reato di violenza sessuale, una volta che è stata appunto... Secondo te è giusto questo? Beh sì, perché comunque si ha la libertà Anche di per una questione di autodeterminarsi. tutela Di tutela no, ma di giusto processo, diciamo di giusto così. processo, Sì. assolutamente. Allora io ringrazio la nostra Chiara Penna, che sarà poi ospite con noi Grazie nelle a voi. prossime puntate, in questo angolo appunto dedicato un po' alla cronaca, ma anche appunto alla riflessione su temi così scottanti. Grazie alla nostra avvocato penalista e criminologa. Io invece invito la nostra band, il nostro Stefano Battaglia, a portarci, ad accompagnarci verso il finale di questa puntata. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà un po' strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai una guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, ma è soltanto un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché quella strada la trovi da te. E grazie alla nostra band Stefano Battaglia, l'Isola che non c'è, insomma in questa prima puntata, grazie per averci accompagnato, ci accompagnerete appunto in tutte le puntate. Linda Suriano, Carly Fashion Agency, produttrice di questa trasmissione, è sempre domenica. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, Sì, vero salutiamo Linda? comunque il pubblico da casa che ci ha seguito, spero che appunto siano stati allietati da questo pomeriggio trascorso con noi, salutiamo chi ha contribuito alla collaborazione di questo programma e ci vediamo domenica prossima. Salutiamo Cataldo via etere, perché noi siamo un po' orfani di Cataldo, ma adesso torna. Sì, non vi tornerà preoccupate. e starà con noi tutte le puntate. Va bene, Ciao. alla prossima domenica. Ciao. Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. Feels with me. In collaborazione con